ormai sono diventati incontrollabili, devo dirvi che stanno diventando uno più bravo dell'altro, però anche oggi, ragazzi, vi metto alla prova, anche oggi c'è una coppia che deve scegliere la casa perfetta. Dove ci porti? Io vi voglio stuzzicare con un investimento a Gravina di Catania. Io invece a Mascalucia a mostrarvi una villa singola con piscina. Io invece sono andato a Siracusa a vedere un casale antico. Insomma, tutte le province siciliane e soprattutto due ospiti che oggi dovranno scegliere la casa perfetta. È una coppia che ci farà divertire, che ci farà ridere e che ci racconterà anche un po' di incastri della loro vita. Tutto questo è Casa Mia, la scelta perfetta, che sta per cominciare. Aspettateci. Eccoci di nuovo insieme a Casa Mia, la scelta perfetta. Parte un applauso che io accolgo, vi svelo immediatamente i nostri ospiti di oggi. Una coppia nella vita, una coppia di artisti. Totino, benvenuto a Casa Mia. Grazie. Anzi, a casa tua. Come fai tu il nome che non me lo ricordo? Io mi chiamo Orazio. Orazio. Bravo. E un grande abbraccio, un grande benvenuto a Silvia. E Silvia, Buongiorno, abitualmente Ruggero. andate insieme con Totino in giro, è una delle poche volte. No, andiamo insieme molto spesso. Quindi anche in trasmissione televisiva è la prima volta? No, non è la prima volta. Ah, bello, vedi, quindi Abbiamo anche cantato insieme. Avete anche anche cantato cantato? Allora, insieme. aspetta, ha cantato Silvia che fa No, pure questo. io, Tu pure hai io. canticchiato. No. Abbiamo Tu hai- anche recitato. Abbiamo anche Abbiamo recitato. fatto tante cose. Lei era con noi in una tournée che abbiamo fatto 2 anni. Ed è quindi- stata con noi. E quindi lei cantava, tu e Toti un po' meno, dai. Io canto. No, cantavano anche loro. Vabbè, vediamo se la trasmissione. Dai, va bene, mi fido. E allora avete visto, vi abbiamo svelato subito gli ospiti di questa puntata, toccherà a loro farci sapere a fine puntata quale sarà la scelta perfetta, perché come sempre tra poco si apparirà alla gara tra i nostri 3 super agenti di Diamante Casa che ci proporranno 3 soluzioni diverse, quindi cercheremo di capire anche attraverso l'intervento del nostro architetto di Giusy Tomaselli e quali potrebbero essere i miglioramenti da fare a queste case. Tutto questo tra non molto, perché io invece voglio cominciare chiacchierando con voi, no? E intanto vi chiedo a casa, prima curiosità, chi cucina, Silvia, tu o lui? Più lui che io, cioè entrambi, però lui di più. Lui di più. Io di più perché c'è un motivo, Sì, a parte perché? che lei cucina veramente bene, ma il motivo è che di solito rientro io prima a casa, perché lei viene dal lavoro verso le 8. Quindi già fai trovare tutto Noi pronto. abbiamo un Tutto negozio pronto, di sì. articoli da regalo, roba shabby chic, per cui lei viene dopo e io faccio trovare. Quindi Ma perché già stiamo capendo che lei mi a casa rilasso. è quella che lavora, tu sei quello che invece... O mi chiedi scusa o me ne vado? Le chiedo scusa Totino, umilmente scusa. Come vi siete conosciuti? Penso di immaginarlo, ma come ha fatto a conquistarti, Silvia? Ci siamo conosciuti sempre grazie allo spettacolo, perché lavoravamo insieme in quel periodo. Noi con la mia formazione musicale eravamo il gruppo, diciamo, spalla di Certo. Toti e Totino. Ma perché poi conoscendolo, lui è un uomo di, anche se non sembra, ma di grande intelligenza. Vabbè, ma lui fa di tutto per non farlo sembrare. Oltre questo ad è perché è essere un un attore ottimo bravo. cuoco e poi infine anche un ottimo comico, ma queste 2 cose sono quelle che arrivano prima di Totino quando poi lo conosci bene, l'intelligenza e che cucina E quindi cosa ti ha benissimo. colpito? L'intelligenza e la cucina. L'intelligenza. È inutile che ti chiedo cosa No, ti abbia io te lo colpito posso di lei. dire, io invece ti dico che perché lei sta con me. Perché ce lo chiediamo tutti, perché lei sta con te? Io lo so già cosa rispondo. Noi abbiamo 4 cani a casa. Sì. Lei A casa? raccoglie cani per strada, li fa adottare. Allora mi sono chiesto, perché sta con me? Sì. La risposta è stata, perché è animalista. Ah, ecco, per questo motivo. Quindi questo spirito solidaristico nei confronti degli Certo. animali potrebbe essere la lettura intelligente. Assolutamente. Ma guarda che chi ama gli animali, poi chi li ama lo capisce. Io seduto sul divano a casa, con i piedi sul puff, la televisione, il caminetto, un angolo che io adoro, e alle spalle ti senti dire, amore, hai sete? E io no, Gioia, no, parlavo col cane, grazie. Allora è capitato anche a me, quindi ti capisco perfettamente. Silvia, com'era casa tua quando eri ragazzina e qual era l'ambiente nel quale stavi meglio?
Allora, era una casa molto grande, quella dove sono cresciuta, e ci abitavamo in 6 perché io, mio padre, mia madre, mia sorella e i miei nonni materni, quindi c'era Che questa bello. convivenza, bellissimo per me, i miei secondi genitori, però non avevamo animali. E quindi io diciamo, la mia parte migliore, quello che preferivo era sulla terrazza dove avevo i miei giochi, mi inventavo un po' delle cose. Quello era il tuo spazio Era il vitale. mio spazio ed ora è diventato il mio rifugio, perché Che l'ho fatto bello. diventare un rifugio per animali Abbandonati. Ma abbandonati. che brava, ma Proprio bravissima, quello. questa è una cosa stupenda. E invece È questo nel che tuo volevo caso, dire a lui. la casa tua da ragazzino? Allora, casa nostra era, come ti posso dire, era un agglomerato di case attaccate, con al centro, voi la chiamate veranda, noi lo chiamavamo un baglio. Il baglio, Il del baglio, vecchio, proprio un certo. baglio così, dove si era tutti vicini ed eravamo 8 famiglie in un'unica famiglia. Caspita. Dove spesso capitava di cenare insieme, i ragazzini tutti insieme, cioè era, come ti posso dire, una comfort zone, veramente un mondo. Anche che perché tu viveva- vedi, nasce lì E lì un po' c'era anche il Toti, tuo... ecco. c'era Toti, c'erano le mie cugine, eravamo tutti lì, capito? Per cui con Toti ci togliamo un anno. Dopo un anno che è nato lui arriva io e mio zio disse cupi un cio va a Spider. E però, lo dicevamo prima, Sì. 70 anni? No, che c'è 50 anni. 50 è una vita assieme di risate, 50. Regalate tra l'altro al Di prossimo. avventure, di aneddoti. Quante volte avete cambiato casa nella vostra vita? Tu mi dicevi in periodo universitario molto spesso. Io in periodo universitario sempre qui a Catania, però ogni anno cambiavo location perché diciamo c'erano Conflitti con i coinquilini. sì, compatibilità con i miei compagni di casa, sì. E Però invece sempre tu quante Catania. volte hai cambiato? Allora, io da ragazzino ricordo almeno 3-4 volte abbiamo cambiato casa perché stavamo in affitto. Non avevamo Lo vivevi come un una trauma, cosa- il cambio di casa o come una nuova avventura da vivere? Allora, dalla prima l'ho vissuto come un trauma perché passare da un baio pittoresco, bello, dove c'era un muro che era il mio cavallo, l'altro muro era il cavallo di Todi, andare a finire in condominio, Certo. in appartamento, in un palazzone in via del Bersagliere di 10 piani, ti puoi immaginare Certo. lì. È stato traumatico. Poi da ragazzo abbiamo cambiato casa fino a poi stabilizzato. E oggi casa vostra chi l'ha scelta? Lei è sua. Io, era la nostra residenza estiva, ma ho scelto di andare a vivere lì proprio per avere lo spazio per poter ospitare gli Gli animali. animali, che bello. perché E in gli ambienti appartamento- nei quali oggi vivete meglio a casa vostra quali sono? Per te penso proprio di capire il luogo dove condividi. Ma i nostri cani condividono lo stesso spazio che condividiamo noi, sia dentro che fuori, c'è molto spazio all'esterno. Anzi, alle volte ci dicono andate. perché abbiamo- Vogliono loro intimità. Come dico, ci sono più cani che persone a casa nostra, perché 4 cani e 2 persone, 2 umani, sì. Diciamo che l'ambiente che viviamo di più è il salone, che poi è un ambiente unico con la cucina, diciamo, Quindi quello dove si all'americana, vive, chiamiamolo quello dove così. si vive. Dove si Living, vive living, tutta la come si chiama giornata, living, sì. no? Ma cos'è in una casa che non può assolutamente mancare per te? Oggi, Eh? oggi per me è il Impastatrice. camino. Impastatrice. Anche. Diciamo che abbiamo in veranda un bell'ambiente abbastanza grande, dove lì se io tiro fuori tutto posso aprire un ristorante. Che hai visto? No, vero? Anche perché è un'esperienza Vero, che tu hai vero. fatto nella tua Sì, vita, no? cioè, Quindi, una voglia. Magari la gente non lo sa, oggi lo dichiariamo, è stata anche una professione. ecco La perché sei cucina, così perché- bravo, ecco perché sei anche Per cui- così tecnicamente preparato. Vabbè, oltre che impari facendo la professione, però c'è tanto amore, tanto studio, perché mi piace studiare la materia, capito? Senti, io La non ho mai storia. assaggiato nulla di tuo, dobbiamo recuperare al più Quando presto. So che ci avete portato delle fotografie che raccontano un po' casa vostra e i vostri ambienti, quindi vorrei cominciare a vederle per commentarle insieme a voi. Questo è l'ambiente, il soggiorno al quale credo facevamo Sì. riferimento Sì. prima, e lì c'è uno dei vostri Sara. cani. Quella Ecco. è Sara, sì. Questo è quello dove guardate la TV, dove Sì. Sì. vivete praticamente E quotidianamente. lì dove c'è l'arco, lì c'è Sì. la cucina e diciamo la lavanderia. E io in quella cucina, che non è molto grande, riesco a fare anche pranzi per 20-30 persone quando vengono. Ma tu sperimenti anche a casa prima di portare Sì. le cose in studio? E lei Quindi è un è- laboratorio. Io sono l'assaggiatrice ufficiale. E va sempre bene, no? Sono sempre assaggi fortunati. Sì, ma la maggior parte delle volte sì.
Vediamo l'altra foto. Ecco, questa è la parte esterna, che meraviglia. E lì c'è un altro. Ecco, e Sara. No, quella è No, Giulia. Giulia. E nell'ambiente esterno invece invitate, Vediamo. ospitate, Sì, avete sempre. amici? C'è Ma sempre voi- movimento. Ma quando noi ospitiamo nell'ambiente esterno, anche all'interno poi diventa una serata di spettacolo. Tra cantare, barzellette, ridere, cioè. Che bello, eh? Vediamo, abbiamo È un'altra- buona cucina. È ottima cucina. Abbiamo un'altra fotografia che Ecco. invece, questa è una cartolina. Questo è quello che noi vediamo da casa. Che meraviglia. Quindi capiamo che state sul versante più siracusano che catanese. Esatto. Sì. Si vede meravigliosa l'Etna, si vede Catania proprio coricata Hai visto? ai piedi dell'Etna. Silvia, hai visto il versante siracusano? E tu mi hai detto, ma Ruggero riconoscerà che è l'Etna. sembrava il Vesuvio. Aveva sta preoccupazione. No, questa è un'immagine bellissima, perché è un'immagine che mi ricorda anche la mia infanzia, perché io andavo nel periodo estivo da quelle parti, e quindi questa E immagine poi noi sentiamo la ricordo anche moltissimo. i botti che certo, dà l'Etna, certo che arrivano si a casa sentono. i vetri. La vetrata, sì. Come no? E arriva anche la assolutamente. sabbia nera. Che arriva Ma dico, quando- questa è la casa definitiva oppure Sì. avrete... Sì. No? Siamo Questa. troppo innamorati Ci di sposta. questa. Quindi è questo, bello. Poi c'è tutta Quando la hai parte quello. superiore. C'è la zona notte anche sopra, capito? Vabbè, io ora ci provo comunque a mettervi in tentazione Certo, no, ma con vabbè, la tre tentazione proposte sì. diverse. Lo facciamo. Perché tra poco ci sposteremo dall'altra parte, ci raggiungerà l'architetto Giusito Maselli. Dimmi. Siamo disponibili, basta che non dobbiamo pagare. No, ma per pagare c'è sempre tempo, no? Un vecchio detto siciliano. E poi ovviamente i nostri tre super agenti sono pronti a qualcosa di veramente bello da proporci anche oggi. Tutto questo tra pochissimo nella puntata di Casa Mia. Restate con noi. Eccoci di nuovo insieme a Casa Mia, la scelta perfetta, e come sempre in questa fase di trasmissione do il bentornato al nostro architetto. Ciao Giusy. Ciao Ruggero. Ciao, Giusy. Bentornati, Giusy, bentornati. ormai sono abituato a chiederti un aggettivo per i nostri ospiti, un aggettivo per questa coppia che non può fare a meno dell'impastatrice, da quello che abbiamo scoperto. Una coppia, devo dire, veramente amalgamata, unita, che condivide gli spazi della loro casa, quindi molto Con una casa molto bella, molto che ha un panorama bella, bellissimo assolutamente, sull'Etna. dove condividono anche delle passioni, per sia nella vita che nel lavoro, per cui questa è veramente una bellissima cosa. E in casa, tra l'altro, sappiamo benissimo anche le grandi... il talento Le cucinate, Esattamente. chiamano così, le per cui cucinate. sicuramente amate una casa anche che sia una casa anche per gli amici, una casa Assolutamente aperta, assolutamente assolutamente aperta, e quindi c'è spazio un po' per la Tranne la sera convivenza, perché c'è freddo. Poi. però durante il giorno Comportati bene, però dico è giusto, è vero. Scusi. Allora, Vabbè, c'è freddo, ragazzi, però non la siete riscaldiamo pronti? bene. Andiamo immediatamente con la prima proposta che abbiamo da farvi oggi in questa puntata. La proposta è quella verde, ci porta a Mascalucia e a portarci lì è proprio il nostro Alessandro. Amici di Casa Mia, buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata. Oggi ci troviamo a Mascalucia, nei pressi della famosissima chiesa Padri Passionisti, e quella che sto per mostrarvi è una villa completamente singola di recente costruzione, su 3 livelli, circa 200 metri quadrati complessivi, molto panoramica, e questa casa non solo sarà la scelta perfetta per voi, ma probabilmente anche per tutti i vostri amici che desidereranno venirvi a trovare in ogni momento. Ora vedremo il perché. Il piano terra è totalmente dedicato alla zona giorno, rappresentanza con sala da pranzo, cucina annessa e da quella parte la zona salotto, con un bagno per gli ospiti. Sala da pranzo interna per il periodo invernale e zona pranzo esterna per l'estate. Ora provate a immaginarvi in una calda giornata estiva una bellissima tavola apparecchiata a condividere dei fantastici momenti assieme ai vostri amici, con un bel barbecue e una grandissima grigliata a bordo piscina. Non ha prezzo questa cosa. E dopo aver visto il meraviglioso spazio esterno di questa casa, adesso vi porto a scoprire la zona notte. Salite su con me. Ancora lì siete? Salite. La zona notte è composta da 2 camere da letto e un bagno. Ma la cosa veramente interessante è questo bellissimo terrazzo con affaccio sulla piscina e una vista mare davvero emozionante.
E qua sotto arriviamo al piano taverna della casa, taverna particolarmente luminosa. Questa prima parte adibita a palestrina, quindi l'ideale dopo una giornata di stress. Un'altra zona utilizzata attualmente come studio, la zona lavanderia con stireria annessa. E per concludere il piano cantinato, anche qui abbiamo un ulteriore bagno. Oh, scusi, mi ho occupato. Ora, probabilmente quando pensiamo ad una villa singola, immaginiamo qualcosa del genere. Tenete a mente l'ingresso carrabile. Seguitemi. Ecco, e abbiamo appena circunnavigato l'intera villa, totalmente indipendente e singola, con oltre 1000 metri quadrati di spazio esterno. La richiesta per questa bellissima casa è di appena 450.000 euro e la casa è pronta per essere abitata. Ora la scelta perfetta spetta a voi. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Grazie Alessandro, ormai devo dire questi ragazzi sono diventati bravi, perfetti conoscitori del mezzo e vedevo che chiacchieravate, è una bella casa, si possono ospitare Molto tanti bella. animali, c'è una gran bella cucina, poi dopo ci si può allenare, Totino c'è anche la palestra. Quindi, Palestra. giudizio su questa casa? Bellissima. Vi piace Bellissima, entrambi? sì. Vi convince? Sì, sì, Anche la grandi- grigliata Molto fatta bella. Grandi fuori. spazi, soprattutto questa Ma gli spazi spazio da esterni. condividere. Non manca nulla, devo dire. Poi è la Anche prima una casa volta ben che vedo- strutturata, ben distribuita. È la prima volta che vedo una casa col bagno per i cani. Ti giuro. bello. Giusy, Infatti abbiamo lasciato lo spazio intimo, per cui lì non ci siamo entrati. Ecco, su che ambiente ci ci siamo sei occupati concentrato? più che altro della zona notte, quindi la camera da letto. Abbiamo un attimo riqualificato la zona vediamo un po' cosa notte. ci propone il nostro architetto, Giusy. Questa è la pianta dello stato di fatto della zona notte, infatti l'intervento riguarda una delle camere. È il progetto, questa è la pianta che con il cerchio rosso abbiamo proprio indicato qual è l'area oggetto di intervento. Questa è la foto dello stato di fatto, per cui un po' secondo noi merita di essere un attimino anche rivista sia nell'arredamento che anche nei colori. Questa è la nostra proposta progettuale, questo rendering dove si è voluto dare alla quinta del letto anche un'importanza particolare con l'inserimento di questa carta da parati con questi colori, quindi tutto molto curato, elegante, un po' luxury con questa testata letto in cuoio, merita anche perché c'è una vetrata e quindi diventa anche panoramica. Si è aperta proprio. Esattamente, questa è l'altra vista della camera comunicante, quindi abbiamo ingrandito un po' anche questa camera e dato più spazio proprio a tutto. Abbiamo Infatti, tolto la palestra, in buona esattamente, sostanza. abbiamo tolto la palestra perché l'abbiamo voluta anche, l'abbiamo pensata in un altro spazio e qui abbiamo ricreato invece perché a posto della palestra volevamo ricreare il bagno in camera. Quindi questa è un'altra vista che ci fa vedere appunto come c'è l'attenzione sia anche un po' sia allo spazio femminile, quindi la toilettina trucco, piuttosto che quindi uno spazio da condividere nella coppia, quindi uno spazio intimo allo stesso tempo che dia anche quel minimo di privacy. Bello, molto bello. Molto bello. Da Mascalucia a Gravina di Catania il passo è molto breve e allora arriva il momento della nostra proposta gialla con Carmelo. Guardiamola insieme. Cari amici di casa mia, la scelta perfetta, bentornati. Sono sicuro che almeno una volta nella vita avrete sentito dire la frase che tutte le strade portano a Roma. Beh, vi do uno scoop. Non è vero, perché tutte le strade portano alla rotonda di Via Coviello, a Gravina. Ovviamente a me piace scherzare, anche se in realtà un piccolo fondo di verità c'è, perché la rotonda di Via Coviello è uno degli snodi fondamentali che lega Catania ai paesi attenei. E l'immobile di cui voglio parlarvi oggi è un appartamento di 100 metri quadri ristrutturato al terzo piano, sì senza ascensore ma veramente molto panoramico, con 3 camere da letto, cucina soggiorno, doppio servizio e in più una cosa veramente troppo difficile da trovare in questa zona, garage e 2 posti auto. Però è inutile che ve lo spiego, andiamolo a vedere. Questo è uno di quegli immobili che si presta davvero a qualunque soluzione, però voglio mostrarvelo nel dettaglio.
Cari amici, ormai mi conoscete e sapete che a me piace iniziare sempre da quella che ritengo la zona più importante della casa, ovvero la zona giorno. La cucina soggiorno infatti è sempre un luogo di grande convivialità dove poter ospitare amici, parenti o molto più semplicemente vivere i momenti più belli con la propria famiglia. Ma una casa non si compone solo di zona giorno, per cui andiamo a vedere la zona notte. La zona notte si compone infatti di 3 camere, una matrimoniale e 2 singole, ma comunque davvero molto comode. Inoltre non possono mancare poi un bagno di rappresentanza ed una lavanderia con servizio. Non so se avete notato una particolarità. Ogni camera ha un adesivo che richiama il nome di una nazione, ma adesso vi spiego il perché. Questo immobile infatti è stato acquistato, ristrutturato e ammobiliato pronto per essere allocato a stanze e ogni stanza ha la sua denominazione. Anche se non mi nascondo che questa è la mia stanza preferita, mi ricorda tanto il sashimi. Cari amici di casa mia, la scelta perfetta, la nostra visita per l'immobile di oggi è appena terminata. Vi ho mostrato un appartamento di 100 metri quadri, completamente ristrutturato. Sì, è vero, è un terzo piano senza ascensore, ma un panorama pazzesco. Questo è il classico investimento chiave in mano, dove bastano semplicemente 190.000 euro. Ma io adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ma che bravo Carmelo, nella villa di prima c'era la palestra, qui ci sono 3 piani da fare a piedi e quindi comunque stai allenato. Esatto. La cosa buona ragazzi è che qui siamo veramente a un passo da Catania, che ve ne è parso? La casa è una bella casa, Una bella il casa, sì. problema dei 3 piani a piedi. Ma l'idea di questa casa è di prenderla magari per poi affittare le stanze Sì, e quindi farla questo. diventare anche un investimento. Certo. Quello sì, Certo. sotto questo aspetto Potrebbe è perfetta. essere un'idea. Sotto questo Assolutamente. aspetto, come è strutturata, è perfetta per investimento. Anche perché lì siamo a un passo comunque dall'imbocco dell'autostrada, Sì, sì, quindi è un l'eventuale punto turista strategico, è una zona comodissimo. strategica. E Potenziale poi, c'è, per cui va Sì, a soltanto voglia. un attimo rivisto. Cosa hai rivisto in questa casa, Giusy? Qui, se partiamo dalla pianta dello stato di fatto, ci rendiamo conto che all'ingresso sono collocate le camere. Non lo trovavo tanto una cosa, a me piace soprattutto gli spazi open space, all'ingresso avere un soggiorno cucina, quindi ho spostato la zona notte e quindi all'ingresso realizzato quella cucina, diciamo soggiorno cucina. Ok. Quindi c'è stato questo cambiamento che vediamo nella planimetria, infatti qui c'è proprio totalmente demolizione di pareti, quindi la camera risulta dal lato destro, invece entrando troviamo un open space. Quindi c'è una separazione degli ambienti. Assolutamente, giorno perché con in quel notte. modo c'era un po' una promiscuità, nel Sì. senso che l'ambiente poi interagiva, la zona notte con la zona giorno non mi piaceva, invece ritengo che sia sempre più giusto creare un po' di privacy, quindi strutturare in questa maniera le distribuzioni. sono d'accordo. Foto dello stato di fatto, si vede che c'è l'ingresso infatti con le camere da letto sulla sinistra, Sì. per cui questo ampio corridoio, classici corridoi un po' anni 70 dove praticamente chiudono gli ambienti disimpegnati dalle varie camere. Questa è una proposta, quindi ho Bellissimo. totalmente ricreato uno spazio a giorno, giusto per ritornare in tema agli ambienti cucina, dove magari piace anche riunirsi. Qui infatti l'utilizzo del legno è proprio per dare calore, perché il legno dà sempre quel senso di calore anche nella boiserie della zona soggiorno dove c'è la TV. Questo tavolo centrale, questo tavolo rotondo con la lampada a sospensione, quindi un ambiente che comunque dà armonia e che ti invita anche Sì. a vivere con gli amici, con l'utilizzo sempre di colori comunque neutri e l'inserimento di qualche tocco di colore come il tavolo piuttosto che anche nei complementi d'arredo. Lo studio delle luci è importante, infatti sono state realizzate anche delle luci anche sceniche con il LED piuttosto che l'arredamento anche un po' quel tocco di luminosità. Questa è un'altra vista. Di come era prima. E questa è quella che è diventata, quindi dall'altro lato l'utilizzo di questa cucina totalmente funzionale con le colonne a tutta altezza, la colonna forno, la cantinetta vini, quindi una cucina da vivere totalmente a 360 gradi. Oggi le cucine ormai sono diventate degli spazi di design proprio la zona living dove del si passa design, gran sì. parte del tempo, per cui non c'è più quella netta separazione tra il soggiorno e la cucina, ma diventa tutto un ambiente da vivere. Brava Giusy, qua c'è un intervento veramente importante, ma anche È cambiato molto bello, proprio, molto soltanto 10 significativo. anni da davanti.
Ci spostiamo adesso, andiamo in un'altra provincia, siamo a Siracusa ed è il momento della proposta blu, quella di Orazio. Amici di casa mia, grazie per la linea. Oggi ci troviamo a Siracusa, strada Tremilia, subito dietro le mura di Dionisio, a 5 minuti dagli svincoli autostradali. Ma quello che è importante oggi non è quanto è facile raggiungere questo posto, ma quello che troviamo una volta arrivati. Oggi vi faccio vedere un'antica mascherina dei primi dell'800. Parliamo di circa 800 metri quadri su 1,5 ettari di terreno. È un immobile che va immaginato, va restaurato, va ripreso, ha un potenziale e un fascino altissimo. I primi cenni storici di questa masseria risalgono al 1806. Nel 1834 invece fu completata. Nel 1861 invece questi terreni vincono addirittura una medaglia d'oro all'esposizione di Firenze per la produzione di olio pregiato. E allora capite che qui non c'era solo lavoro, c'era orgoglio di lavorare la terra. Inutile dire che è da ristrutturare. In alcune zone mancano anche i solai, ma non importa, perché qui abbiamo un progetto approvato dalla soprintendenza per realizzare una grande struttura ricettiva con oltre 10 camere, ristorante e piscina. Che sia da ristrutturare, l'abbiamo già detto. Ci sono delle cose che vanno preservate. Queste mura antiche, il frantoio, la macina. No, la macina se la sono portata. Comunque sono tutte cose che vanno riprese per valorizzare il vostro investimento. La casa è 800 metri quadri, quindi bella grande. Ha anche un pozzo catastato. Il terreno non è da meno, sono 15.000 metri, 1,5 ettari, gran parte agrumeto e in parte anche uliveto. Il posto ideale per chi vuole creare un bel agriturismo. Però, nell'attesa di ristrutturare, la vitamina C è assicurata. Se non recuperate le mura, ma soprattutto queste saie, il proprietario non vi vende nulla. Oggi vi ho presentato un'antica masseria del 1800. Parliamo di 800 metri quadri, 1,5 ettari di giardino con un grande agrumeto, un progetto approvato per la ristrutturazione totale. La richiesta? 360.000 euro. A voi la linea. Grazie Orazio, qui hai suscitato subito le reazioni di ciascuno di noi, perché Silvia, Totino, dicevate qua si può fare casa e lavoro. È un sogno, posso Quello dire. fare lì un agriturismo, gli fai il tuo angolo. Certo, dove tu vivi. Certo. Come lo chiameresti il tuo agriturismo? Eh? Come lo chiameresti il tuo agriturismo? Selva, Silvia, Selva. Fantastico. E tu come lo bello, chiameresti, bello. Silvia? Va bene? Non lo so, non mi viene in mente qualcosa. L'ha spiazzata, La l'ha spiazzata selva. questo. Dico, Bellissimo, è veramente un posto bello quello che abbiamo visto, vede che è un parla, artista. che parla di storia, è bello pensare che può ritornare a vivere, però adesso dobbiamo capire, architetto, qui tu ti puoi Qui è sbizzarrire. bellissimo, Qui. una tipologia totalmente diversa, parliamo di una masseria, per cui diciamo c'è tanto da fare, soprattutto come struttura ricettiva. Infatti nella presentazione sentivamo che potremmo ricavare delle camere piuttosto che gli spazi certo, esterni certo. con piscina. È proprio sulla piscina che ci siamo concentrati, perché secondo me Bello, è meglio sono curioso. assolutamente. Questa è la pianta, Sì. si vede tutto questo spazio appunto con varie camere, molte sono anche sventrate, per cui è anche molto, molto interessante, è un fascino particolare perché tu respiri la storia, le pareti, le mura, quindi veramente sì, è un invito. Primi del 1800, tu che facevi nel 1800, Totino? se non ricordo male, Ragazzino avevo già ancora. finito il militare. Ah, avevi finito il militare, bene. Un invito proprio alla progettazione assolutamente. Dove vedete corte è proprio quello Sì. lo spazio che è stato preso sotto attenzione. Eccolo. Infatti vedete c'è proprio stato indicata una piscina e in prossimità della piscina abbiamo voluto aprire anche una grande vetrata in modo che si mette in relazione con gli spazi interni. Vediamo le foto. Vediamo, questa è la foto Sì. dello stato di fatto, quindi si vede questo spazio, questa corte con il verde, piuttosto che le pareti totalmente chiuse o piccole aperture, per cui c'è anche un senso di apertura ma allo stesso tempo di chiusura. E questo è l'intervento, per cui
dare questa grande vetrata in modo da poter vivere veramente gli spazi, quindi questa Vedo che relazione. all'interno hai simulato una stanza da pranzo. Sì, esattamente, proprio- una stanza da pranzo con l'illuminazione anche molto calda, scenica, l'arco è stato valorizzato, se vedete sulla sinistra c'è un arco in pietra, la parte esterna della piscina con un solarium, la copertura, mancava la copertura nello spazio dove è stato ricreato anche questo salottino e abbiamo in questo caso comunque voluto rispettare anche la storia, quindi la copertura comunque con tegole, quindi non si vuole snaturare quella che è l'identità Sarebbe un dell'immobile, peccato, piuttosto dare appunto l'abito che merita. Andiamo, questa è un'altra vista. Bravo, grazie. bello, guarda che bello da qui. Questa è un'altra vista, si vede proprio anche l'uso delle luci, per cui tutto assolutamente molto scenografico. Invita quasi a fare... È vero, a trascorrere del tempo lì, come sempre, brava Giusy. Grazie Io non mille. so se la nostra Roberta Lunghi è d'accordo, però io rileverei questo luogo, lo farei diventare un boutique hotel e lo chiamerei casa mia. Ecco, hai visto così? Proviamo. Assolutamente, ottima idea. E allora ragazzi, l'avevo nominato io, la selva. ma io casa mia, un altro posto, un altro locale. altro locale. Poi tu hai detto agriturismo, io boutique hotel, quindi sono due cose diverse. Ora vi do... Boutique hotel. Comunque è abbastanza grande, possiamo anche creare delle aree separate, quindi così siamo tutti contenti. Tanto tu hai non- vissuto, scusami, hai vissuto da piccolino con Toti, ora un po' convivi con me, va bene pure. Vi do il tempo, ragazzi, adesso di riflettere, di confrontarvi, perché tra poco ci direte qual è la vostra scelta perfetta. Noi, voi lo sapete, ci fermiamo soltanto per pochissimo e poi rientriamo, sì, poi ritorniamo, perché sarà il momento di capire qual è la scelta perfetta di Totino e Silvia. Restate con noi. Ancora stanno parlando, ancora si stanno confrontando. C'è E forse un po' di- Totino dà dei punti di forza di uno, Silvia di altri. Realizzabilità del progetto. Ho capito, ma non è che ce la dobbiamo prendere. Io la voglio però- prendere invece. ci ho pensato. Vabbè, qua Sempre vi questo. vengo in soccorso, perché vi faccio vedere un brevissimo recap nel quale rivediamo le 3 proposte dei nostri 3 super agenti, così proprio vi chiarite le idee. Fino alla fine cerchiamo di esservi utile. Ecco il recap. Totalmente indipendente e singola, con oltre 1000 metri quadrati di spazio esterno. La richiesta per questa bellissima casa è di appena 450.000 euro e la casa è pronta per essere abitata. Oggi vi ho presentato un'antica masseria del 1800. Parliamo di 800 metri quadri, 1,5 ettari di giardino con un grande agrumeto, un progetto approvato per la ristrutturazione totale. La richiesta? 360.000 euro. Gli ho mostrato un appartamento di 100 metri quadri, completamente ristrutturato. Sì, è vero, è un terzo piano senza ascensore, ma un panorama pazzesco. Questo è il classico investimento chiave in mano, dove bastano semplicemente 190.000 euro. Ma io adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Quasi pronti alla scelta, Totino e Silvia, ma vi chiedo di avere soltanto un altro po' di pazienza. C'è un consiglio utilissimo per le vostre abitazioni. Oggi voglio parlarvi di un'eccellenza italiana. Da oltre 25 anni Ecos Infissi progetta profili in alluminio a taglio termico. Scegliere Ecos significa scegliere l'isolamento termico e acustico ai massimi livelli, grazie all'impiego della leghe d'alluminio certificata e brevetti internazionali. Ma c'è di più, la riduzione degli ostacoli visivi garantisce ambienti luminosissimi. È l'efficienza che si fonde con l'estetica. Con Ecos lo spazio non ha più confini. Abbiamo abbattuto ogni limite architettonico offrendovi la possibilità di realizzare progetti di qualsiasi grandezza e dimensione. Grandi pareti vetrate, aperture monumentali, non c'è sfida che non possiamo trasformare in luce. Voi lo immaginate, noi lo realizziamo.
Guardate la linea Skyview, sistemi scorrevoli pensati per creare spazi luce ampi e suggestivi. L'esterno entra in casa vostra diventando un tutt'uno con l'arredo, con sistemi innovativi e stratificati con l'Argon. E per chi ama il minimalismo, ecco Ecos Railing, la balaustra tutto vetro che ridefinisce il concetto di visibilità. Potete installarla a filo pavimento o a incasso ed è anche predisposta per l'illuminazione a LED per dare un tocco di colore unico ai vostri spazi. Cercate il rivenditore più vicino a voi e visitate il nostro sito ecosinfissi.it. Ecos, la tua finestra sul mondo. Tre proposte interessanti, diverse tra loro, e alla fine Totino, Silvia, credo che abbiate trovato il punto d'incontro. Sì. Vince? La scelta blu. Vince Orazio. Vince Orazio. Vince Orazio, la La scelta Io blu. Mazzia, come ho bellissima. scelto. E quindi, e quindi anche il fatto, no, che qua si può fare di tutto, si può sognare. Vince anche a occhi l'architetto, aperti. perché le vince idee sono le l'architetto, sue, come è stata sempre. bravissima. Grazie mille. Veramente bellissimo. Hai visto come ho scelto di forza? Se posso fare arrivare i documenti per farvi firmare, quindi. Dai, ci mettiamo subito al lavoro, io posso ampliare il progetto e subito fatta. Ci vogliono la soldi? realizziamo. Tu hai detto la servo, vuoi chiamare e quindi La è fatta. senta, la compriamo. Ah, va. è deciso, è comprato. Complimenti. È fatto. E allora, grazie infinite Grazie Totino, a voi. grazie infinite Grazie a voi. Silvia. Io vi ricordo sempre che noi abitualmente su Antenna Sicilia e Telecolor invitiamo degli ospiti, chiacchieriamo amabilmente con loro, facciamo tre proposte diverse che il nostro architetto Giusy Tomasello rende ancora più belle. Tutto questo è casa mia, la scelta perfetta. La puntata di oggi termina qui, ma noi torniamo molto presto e quindi non mi resta che aspettarvi. Ciao Totino, ciao Silvia, ciao Ciao, Giusy, Ruggero, alla ciao, prossima. Giusy. Ciao. Ciao, ciao e grazie, Ciao. grazie.